Ideal Standard ci deve presentare un piano industriale, se ce l'ha, visto che ce l'ha fatto aspettare fino adesso, oppure ci deve dire cosa intende fare dello stabilimento. Quello che tutti devono avere bene in mente è che quel valore industriale di quello stabilimento non può essere perduto. L'appuntamento è per il 27 ottobre al Ministero dello Sviluppo Economico. È lì che la multinazionale australiana sarà chiamata a dire se c'è o meno un piano industriale per lo storico stabilimento di Trichiana. 450 lavoratori diversi, quelli assunti in questi mesi. Questo stabilimento è uno stabilimento che dall'inizio dell'anno ha assunto quasi 50 persone, giovani ragazzi che stanno lavorando attualmente in questa realtà, una realtà che è a pieno regime, sta producendo circa 720.000 pezzi in un anno e quindi è in falsariga degli anni precedenti. Perché il paradosso sta proprio qui. Da un lato la produzione che tiene, anzi cresce, dall'altro le voci di una dismissione che si rincorrono da mesi e mai ufficialmente smentite. A chiedere chiarezza una volta per tutte anche la Regione. Questa multinazionale purtroppo ci ha abituato a delle scelte incomprensibili e anche a cambiare direzione, e noi pretendiamo che invece sia chiarezza quella che deve stare nella risposta di un investimento che auspichiamo, perché lo stabilimento di Trichiano è uno stabilimento efficiente, è uno stabilimento che ha lavoro, che ha molte commesse, soprattutto in questo momento in cui il mercato, quel tipo di mercato è florido, quindi non ci sono ragioni per andare in una direzione diversa. E se la direzione non fosse quella auspicata, si chiede fin da ora l'intervento dell'esecutivo. Regione e sindacati si stanno preparando a tutto. Temiamo che ci siano anche possibili brutte notizie, per cui siamo pronti un po' a tutto, ma naturalmente noi quello che speriamo è il piano industriale su cui poi poter fare dei ragionamenti concreti.